Dovremmo noi mettere qui un cartello e chiare lettere dovremmo scrivere non si può fare e vediamo perché non si può fare. Il Giardino Bellini è un bene tutelato per legge e occorre quindi, per qualsiasi cosa occorre fare, una autorizzazione della sovrintendenza. A metà luglio diciamo che l'avvocata Arena e il professore Fail sono stati ascoltati dalla sovrintendenza perché l'avvocata aveva fatto un esposto proprio per questo utilizzo improprio del Giardino Bellini e hanno chiesto l'autorizzazione che il comune doveva avere dalla sovrintendenza. Questo documento non so se è stato ricevuto, se è stato inviato e non sappiamo neanche se esiste. E mi sembra anche strano che possa esistere perché la sovrintendenza, visto che il Giardino Bellini è un bene tutelato, non dovrebbe poter dare l'autorizzazione per fare questi spettacoli. Comunque non lo sappiamo. E questo si procederà in questo senso perché appunto l'avvocata Arena ha detto che in ogni caso se non avranno questo documento, se non esiste questa autorizzazione, procederanno con una denuncia alla magistratura. Ma poi vediamo anche perché non si può chiudere questa villa ai cittadini che vogliono venire, entrare in qualsiasi momento della giornata con o senza spettacoli. Esiste un regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Catania che è stato approvato nel 2019 dal Consiglio Comunale. Quindi è un regolamento a tutti gli effetti che noi dobbiamo seguire, diciamo che l'amministrazione dovrebbe seguire. Conclusione, allora vogliamo intanto sapere cosa fa la consulta. Bene? Questo. Poi vogliamo sapere perché l'amministrazione continua a fare delle cose che non si possono fare. Ripeto, c'è un discorso di la villa che è un bene tutelato, perché si ostina a continuare a fare questi spettacoli qua, anche se ora hanno detto che se si faranno del prossimo anno ci sarà un altro luogo, però ancora si continua imperterriti e si è sempre fatto anche lo scorso anno.